Allora, siamo sempre con Massimiliano Schiavon, vicepresidente nazionale Federalberghi, presidente Confturismo e Federalberghi del Veneto. Stiamo parlando più che di andamenti, di come sia andato, come sarà, adesso lo vedremo insieme, di aspetti fondamentali, cioè crescere non solo per i numeri, ma crescere come l'offerta, la qualità dell'offerta e il tipo di lavoro che voi offrite, anche gli imprenditori stessi. Quindi dire a un imprenditore che normalmente non ha 20 anni, 25 anni, ci sono per carità, va meno, che ha una certa età, ha maturato un'esperienza, guarda che da qua in avanti devi anche un po' cambiare, perché c'è il digitale, perché c'è l'intelligenza artificiale, perché devi imparare tante cose, è facile o no? No, non è sicuramente facile perché E poi ti dice che cosa serve? il cambiamento è sempre un qualcosa che un po' intimorisce, no? Soprattutto quando ci sono condizioni che uno è riuscito a creare magari di stabilità, però in questo momento stare fermi vuol dire andare indietro, con l'evoluzione che tutto sta avendo, dalla tecnologia ai servizi, i mercati in generale, no? E quindi c'è una modifica delle abitudini al consumo che devono essere interpretate e bisogna soprattutto essere capaci di prevederle. La sfida è questa oggi. Oggi è molto più facile rispetto, per esempio, ai tempi di mio padre, quando faceva l'albergatore, ottenere delle informazioni sull'andamento di mercato. Ah beh, sì, certo. E quindi oggi gli strumenti li abbiamo, dobbiamo essere capaci anche di saperlo interpretare in termini predittivi, no? Su quelle che saranno le abitudini, non oggi per domani, ma oggi fra qualche mese, quindi poter leggere le dinamiche al consumo dei prezzi in generale, dei tassi di occupazione delle strutture, delle tratte aeroportuali, dei costi dei voli. Cioè noi abbiamo oggi a disposizione un panel importante, però il panel ci dà le informazioni, dobbiamo essere in grado di leggerle e di tradurle, no? Ecco, questa è la formazione alla quale devono essere preparati gli imprenditori, cioè riuscire comunque a ricavarsi del tempo per riflettere e prendere delle decisioni sulla base di una serie di informazioni che gli arrivano da questi nuovi sistemi digitali, perché poi la strategia la fa sempre l'imprenditore alla fine. Assolutamente, voi che avete naturalmente l'opportunità, sia che parliamo di zone costiere, di città d'arte, di terme e quant'altro, insomma il Veneto veramente ha un'offerta variegata, entrare a contatto con delle aspettative di turisti che vengono da tutto il mondo, dopo ci sono delle parti del mondo che vengono fisiologicamente, periodicamente a mancare, però integrate da altre, eccetera. Avete notato delle aspettative diverse del turista perché il mondo va a diverse velocità? Cioè, ma guardi, le dico solo una cosa importante. Allora, sicuramente il Veneto, la nostra regione, continuerà ad avere il primato di presenza turistica a livello nazionale ancora per lungo tempo. Facciamo fatica a essere insediati da altre regioni. Quindi, in termini quantitativi, noi ci siamo. Lo sforzo che dobbiamo fare adesso è cercare di accrescere il valore della nostra offerta. E questo del valore è un qualcosa che non è una lingua, parla la lingua del mondo per essere più precisi. Il valore dell'offerta si traduce sicuramente nella parte esperienziale, ma anche nella parte relazionale e nella parte qualitativa. Oggi l'innalzamento del livello qualitativo è un must. Noi l'abbiamo visto anche, le 2 stelle riclassificano, ristrutturano, diventano 3, i 3 diventano 4, i 4S, 4S o 5 stelle, cioè c'è tutto un progressivo riposizionamento verso l'alto e questo comporta maggiori competenze da parte dei nostri addetti, da parte del nostro personale, per cercare di soddisfare le aspettative di cui dicevamo prima. Quindi non è solo un tema numerico, noi possiamo ancora fare più numeri se vogliamo rispetto al turismo a livello mondiale cresce in termini dimensionali, sì. Ma la vera sfida sarà quello di farlo crescere in termini valoriali e quindi ecco che entrano tutte le dinamiche legate alla sostenibilità, alle certificazioni ambientali delle strutture, a un modus operandi anche delle strutture che insistono in centri dove devono trovare un equilibrio con la comunità ospitante, ai temi dell'inquinamento, del consumo energetico. Insomma, non basta semplicemente dare una chiave e mettere poi una ricevuta. C'è tutto un lavoro dietro importante
che i turisti, non solo quelli italiani, ma soprattutto quelli a livello internazionale, apprezzano particolarmente, ed è uno dei motivi per cui poi le strutture vengono scelte più di altre. C'è l'altro aspetto degli eventi, vedremo prima nelle immagini, eventi importanti di cui sono a conoscenza dalla parte opposta del mondo, e ci sono turisti che si spostano per gli eventi, come noi, da noi ci sono persone che vanno dalla parte opposta del mondo per andare a partecipare a certi eventi esperienziali, emozionali, eccetera, così viceversa, e lo sappiamo. Organizzazione di eventi di una certa caratura non è una cosa semplice. No, è un tema di governance anche delle destinazioni. È un tema importante perché io adesso stresso il ragionamento e cerco di fare una battuta, ma la stagionalità spesso è un aspetto mentale. Beh, ma viviamo noi perché noi abbiamo il mare, perché è la montagna, ma se no in altre parti del mondo c'è meno. Sì, no? ma guardi, oggi mi muovevo per le strade, siamo ai primi di aprile e leggevo quasi 25 gradi di temperatura, ma non è solo un tema legato, o non può essere solo un tema legato al bel tempo. Il tema degli eventi è un tema che è lì da molto tempo, forse non lo abbiamo utilizzato a sufficienza, ma lo stiamo vedendo anche nelle dinamiche delle presenze e degli arrivi sulle destinazioni della costa veneta, nei comuni laddove sono stati programmati, ma anche nella montagna, l'abbiamo visto, degli eventi, per non parlare delle Olimpiadi, ovviamente abbiamo visto che cosa hanno mosso in termini di flussi turistici in quelle aree, però non sono soggetti a stagionalità, non sono soggetti al fatto che ci sia o non ci sia il sole, o che sia caldo o che sia freddo. Quindi eventi sportivi, concerti, mostre, anche l'aspetto culturale, insomma il nostro paese io penso che potrebbe giocarsi tranquillamente delle carte significative, visto il patrimonio che abbiamo. Dobbiamo riuscire a metterlo a sistema, quando si parla di ecosistema vuol dire che non solo gli operatori del turismo ma anche chi si occupa poi di governare una destinazione e mettere insieme tutta l'offerta inserisca questi elementi che sono fondamentali per la destagionalizzazione delle destinazioni. A voi risulta che anche durante, le persone che magari ci seguono dicono fine settimana ci sono tanti turisti, poi i periodi appunto delle festività eccetera, poi per il resto di che cosa vivono gli alberghi, le strutture eccetera, vi risulta che ci sono presenze anche fuori da queste situazioni? Ma assolutamente sì, perché ci sono anche molti clienti. Le faccio un esempio, proprio per farle capire. Io ho avuto modo qualche mese fa di dialogare con i general manager di strutture a 5 stelle, ad esempio anche di Venezia, e l'occupazione di un certo tipo di clientela che cerca qualità anche alto spendente, che cerca un certo tipo di offerta, non è nei weekend o nei periodi più congestionati, ma esattamente nel midweek. Riuscire a intercettare questo tipo di offerta, dove in altri casi non c'è solo il 5 stelle, ci sono anche strutture a 4 o 3 stelle, riuscire a dare un'offerta anche nell'arco della settimana che sia comunque fruibile dei servizi è un'occasione straordinaria per pagare magari meno alcune esperienze in alcune destinazioni che sono meno frequentate nel corso della settimana. Le faccio un ulteriore esempio per far capire magari a chi ci ascolta. Frequentare ad esempio una destinazione turistica balneare a settembre, soprattutto nei primi giorni di settembre o le prime settimane di settembre, forse i tedeschi l'hanno capito prima ancora degli italiani, ma è incredibilmente un grande vantaggio, primo perché i prezzi sono decisamente più bassi, ma il livello qualitativo dei servizi è ancora quello dell'altissima stagione, quindi è una straordinaria occasione per spostare e cercare di dilatare i flussi non solo in periodi più congestionati come il Ferragosto, per citarne uno, o il Natale in montagna, per citarne un altro. L'ultimo capitolo che però è molto importante è quello del personale, l'eterna ricerca del personale, di essere attrattivi, giovani. Cosa sta succedendo in questo periodo? Ma viva Dio, mi viene da dire una cosa, abbiamo a che fare sicuramente con una generazione interessante di giovani che hanno un approccio al mondo del lavoro sicuramente diverso rispetto a quello a cui noi siamo stati abituati. Pensi che il 30% ancora attuale della nostra forza lavoro negli hotel è over 50. Sì.
E questo ci pone di fronte a un grosso problema, perché quando questi cinquantenni usciranno dovremo trovare il modo di... Però dobbiamo trovare anche un modo di dialogare con questi ragazzi. Allora, da un lato dobbiamo fare uno sforzo anche noi, i tempi sono cambiati e dobbiamo cercare magari di offrire delle turnazioni di lavoro che siano più consone anche a lasciare il tempo libero, che è uno degli aspetti a cui tengono molto le nuove generazioni. Però se c'è una cosa sulla quale non dobbiamo derogare, ricordarci questo, che non è che si può stare a casa, cioè lavorare 4 giorni per essere pagati 5 nell'arco di una settimana. I risultati, diciamo, questo ascensore sociale, le opportunità, la crescita professionale si hanno anche laddove c'è impegno, dedizione e sacrificio, perché sento sempre parlare meno di questi termini, invece dobbiamo aiutare a far capire ai ragazzi che restano comunque degli elementi importanti, perché i loro colleghi a livello internazionale questa cosa la sanno, l'hanno ben capita, cioè se vuoi arrivare a ottenere determinati risultati devi comunque impegnarti, no? Certo, dobbiamo trovare il modo di creare delle condizioni lavorative migliori per questi giovani, dobbiamo cercare di fare in modo di accoglierli anche, di fare diciamo quell'ingresso in azienda quasi come accogliessimo un cliente, cioè, sì, su questo dobbiamo indubbiamente migliorare. Però io sono fiducioso e ottimista, io credo che se cominciamo anche a raccontare ogni tanto le esperienze positive, non solo quelle cose che oggi leggiamo magari sui giornali perché è andata male, perché qualche ragazzo si è trovato male in qualche ristorante piuttosto che in qualche struttura ricettiva per non essere stato messo nelle condizioni migliorative, ce ne sono altrettanti silenti di cui non stiamo parlando, che stanno facendo delle straordinarie esperienze e stanno pianificando il loro futuro. Parliamo anche di questo. No, perché poi alla fin fine credo diventi anche importante avere personale molto preparato, più vai avanti nelle strutture, cresci come struttura, di avere personale preparato, attento, non improvvisazione, ma competenza ed esperienza, perché il turista, se è alto spendente, è molto richiedente, cioè ha grandi aspettative e anche se non è alto spendente, nel piccolo pretende. Perché poi non torna più. È giusto che sia così, insomma. Quindi bisogna formare queste benedette. Ma la formazione non è un qualcosa che inizia e finisce in un determinato momento, la formazione deve essere un processo che deve essere pianificato in modo continuativo all'interno di un'azienda, oppure anche fare in modo che la stessa azienda, certo, condivisione dei risultati, condivisione degli obiettivi. Guardi che io ho avuto ho la fortuna anche di conoscere parecchi ragazzi che magari dall'ITS Turismo vengono per la prima volta a lavorare nelle aziende e ogni tanto hanno delle intuizioni straordinarie. Ecco, noi abbiamo bisogno come l'ossigeno di questi ragazzi, quindi non possiamo permetterci il lusso di perdere un'intera generazione. Dobbiamo assolutamente trovare il modo di dialogare, ricordandoci però che il dialogo è un qualcosa a doppio senso. Non è solo in una direzione che ascolta e basta, dobbiamo dare la possibilità di esprimersi e contestualizzare poi le soluzioni, perché poi l'esperienza comunque resta al di là dell'intelligenza artificiale, ma insomma sapere che cosa è successo in passato facendo certe scelte ti permette anche di pianificare in modo diverso il futuro. Ma io credo che questi ragazzi sapranno dare sicuramente un grande valore al nostro settore nel prossimo futuro. Dobbiamo solo innescare questo dialogo che in qualche caso qualcuno ci è riuscito e vuol dire che è possibile, quindi abbiamo il dovere di farlo. Presidente, grazie mille veramente Grazie di questa apertura su questo aspetto molto interessante, non solo economico. E a voi cari telespettatori vi invito a continuare a seguirci, cambiamo tematica, dopo la pubblicità vi aspetto anch'io.